siamo qua arrivati, ecco, se volete per cortesia venire avanti, ecco, non avete il sole alle spalle, magari qualche minuto potete resistere, prego, prego, ecco, così se ci stiamo tutti allora possiamo iniziare all'inaugurazione di questa terza meridiana. Abbiamo qui la sua autrice Jenny Stocco di Prosecco, Trieste, da poco diventata anche mamma, dovrebbe esserci il bambino col papà da queste parti, eccolo laggiù che sostiene la moglie. Allora un applauso anche al marito e alla bambina Mia, ecco qua. Allora sentiamo cosa ci dice Eva in merito all'autrice Jenny Stocco. Jenny Stocco è nata a Monfalcone nel 1981. La meridiana di casa Valeria e Giorgio Cantarin si caratterizza per essere contornata da due immagini simbolo legate alle origini della coppia. Valeria, milanese doc, ha voluto riprodurre la statua della Madonnina del Duomo di Milano, simbolo storico della città, mentre il marito, aiellese, ha voluto contraccambiare con l'immagine della chiesa parrocchiale di Sant'Ulderico, raffigurata con la sua caratteristica cupola ed il suo campanile, anche se in questo caso, facendo pochi passi, questa chiesa e campanile sono ben visibili dal vero nella loro originale bellezza. La meridiana funge da riferimento al trascorrere del tempo di Valeria e Giorgio, tempo tuttora vissuto durante l'anno nelle due località, in una unione indissolubile per l'amore della propria terra d'origine. Lo testimoniano le parole d'inizio volute da Valeria e Giorgio di due note canzoni popolari riportate sull'opera gnomonica, O mia bella Madonnina per Milano e O Champanis de Sabi de Sere per Aiello. La meridiana, oltre a essere sul quadrante tutte le ore del pomeriggio, indica con la punta dell'ombra dello gnomone anche il periodo dell'anno di riferimento, ben individuabile per la presenza di tutte le iperboli delle nostre 12 costellazioni. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Jenny Stocco per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Bellissimo applauso, un applauso. E abbiamo il sindaco Roberto Festa che consegna all'autrice Jenny Stocco una targa di ringraziamento da parte degli organizzatori. E un applauso direi anche alla coppia che ha voluto questa meridiana, alla Valeria e a Giorgio Cantarini. Contentissimi naturalmente di questa bella opera che hanno sulla loro casa qui ad Aiello.